Sì, stiamo tornando amici telespettatori e lo facciamo intanto con uno speciale, un viaggio che abbiamo fatto in giro per l'Italia. Siamo venuti da voi per raccontare le vostre gioie e anche i vostri dolori, chi sta stringendo i denti e chi li allarga in un sorriso. Poi tanti volti noti, tante storie, canzoni, balletti, di tutto. Vi aspettiamo subito dopo il telegiornale. Italia sì, si riparte. A tra poco. Vi aspettiamo. Questa voglia di cantare per fortuna non ci passa e poi stiamo andando nella città dove tutti amano cantare, dove è nata la canzone italiana, Napoli. Marisa Laurito è uno dei simboli dell'energia, della voglia di ripartire che c'è nei teatri e nello spettacolo. Lei stessa si è armata di attrezzi vari per aiutare le maestranze, per fare presto, per inaugurare finalmente la stagione della ripartenza. Napoli, Teatro Trianon, a sua volta simbolo di rinascita, caduto anni fa in disgrazia, diventato cinema a luci rosse e poi rifiorito. E con Marisa si prepara una stagione memorabile. Prima passo dal fioraio. Marisa Laurito sta per debuttare e so che ama le orchidee. Mi raccomando, bella confezione, sì, perché per Marisa sì. Laurito... E deve essere tutto rigorosamente bianco. Tutto bianco. 15 euro. Ok. Luigi ha avuto una bella idea, fiori e libri. Chi passa e vede un libro che vuole leggere può prenderlo, oppure può lasciare un libro. Ecco Forcella, quartiere storico di Napoli, caotico, pieno di artigiani e di pizzaioli, ed ecco il celebre Teatro Trianon Viviani. Ciao Marisa! Marco, benvenuto! Intanto benvenuto a Napoli! Ben trovata! Benvenuto nel nostro meraviglioso teatro della canzone napoletana. O Trianon. O Trianon. Marisa era poco più di una ragazzina quando aveva preso coraggio ed era andata al provino sotto gli occhi di uno dei più grandi di sempre del teatro italiano, Edoardo De Filippo. Per quanto fosse umano e umile, come ci racconta il professor Garofalo, al fianco di Edoardo, lui per molti anni, per una debuttante era una prova da far tremare le gambe. Ma Marisa allora l'ha superata e che orgoglio per lei oggi essere direttrice artistica di questo teatro. Edoardo che Infatti, direbbe adesso? Edoardo direbbe sta passando a nottata. Sta passando a nottata. Invece di andare passando a nottata, sta passando a E nottata. Gigi Proietti? E Gigi Proietti Che non ha direbbe... recitato qui però. No, Gigi Proietti direbbe a ragazzi siamo. Dai. Allora Marisa ci siamo, manca Ci pochissimo. siamo, manca pochissimo. Per un Sei debutto che non venuto- è come gli altri infatti, debutti, vedi, no? dietro di noi c'è una marea di gente che lavora, che sta lavorando alla Cremente in teatro, me compresa. Fai un po' di tutto tu nel teatro. Beh, no? in teatro si fa un po' di tutto, ma poi c'è una cosa che ti devo dire, a parte che io adoro fare un po' di tutto, ma addirittura abbiamo spazzato, pulito le strade di Forcella con il gruppo delle donne di Forcella capeggiato da Marina Rippa, ma devi sapere che io da quando faccio teatro, io adoro pulire il palcoscenico e quando faccio i concerti, questo che sto facendo in giro che si chiama Noi Simbolo Sud, pulisco io il pianoforte. Allora mentre io mi metto a pulire trovo sempre qualcuno che mi dice signora, faccio io dico no! Oh, dai pure le informazioni alle persone che passano. A tutti do informazioni. Quante ripartenze ci sono state nella tua vita? Professionali, personali, sentimentali? Quante ce ne sono state? Quanto lo vorrei chiedere a te, però no, nel senso che le ripartenze sono nella vita di ognuno di noi. Io ne ho avute tantissime. Ripartenze d'amore, naturalmente, perché ci sono stati dei crolli veri,
nella mia vita, no? Delle disperazioni, ripartenze perché naturalmente ho perduto delle persone care. Quest'anno è stato terribile, io ho perduto una marea di amici straordinari che erano delle colonne della mia vita, Gigi, Luciano De Crescenzo, Norico Bruna, Marea, che saluto però, perché loro staranno in un'altra dimensione, ci guarderanno e stanno sicuramente meglio di noi. Ecco. E poi ripartenze anche da un punto di vista del lavoro, perché ovviamente non è tutta pianura, ci sono dei momenti in cui si cade, ahimè, ma io credo che le cadute siano fondamentali. Io le cadute non le ho mai prese come dei fallimenti, perché noi non nasciamo che sappiamo tutto. Possiamo avere, non tutte le ciambelle nascono col buco e purtroppo ci sono degli spettacoli che non vengono bene e si impara. si impara e gli artisti devono capire che, non solo gli artisti ma anche il pubblico, che gli insuccessi non sono mai insuccessi fini a se stessi, perché da lì si riparte, si ricomincia e si riprende con più forza. Perché hai capito delle cose che prima non avevi capito. Che non avevi capito. E tutti i giorni si comprende qualcosa di nuovo, Senti, tutti i giorni si impara. Hai citato Luciano De Crescenzo, Sì. no? Che è stata una persona importantissima. Nella mia vita è stato il mio più caro amico insieme a Renzo. Luciano mi ha regalato momenti meravigliosi, compresa la vittoria del Napoli. Abbiamo fatto insieme la vittoria del Napoli, 2 scudetti abbiamo vinto, 2 ne abbiamo vinti e stavamo dietro in campo con Luciano, abbiamo trascinato Renzo che non voleva uscire dall'albergo perché era terrorizzato, mentre io e Luciano volevamo andare a vedere tutta Napoli che era meravigliosa, bianca e azzurra. Abbiamo convinto Renzo a uscire, come lui ha messo piede fuori dall'albergo, perché Renzo diceva no, ho paura, e noi dicevamo Renzo ma chi ti pensa? Quelli pensano al pallone. Come Renzo ha messo un piede fuori, un gruppo di scalmanati lo ha preso in braccio e l'ha lanciato in aria al grido di Napoli, ciao ciao ciao. Perché in questo momento ridevamo con le lacrime. Dici sta cosa, Sì. scaramanzia, però Sì. insomma, che la stai andando bene. Senti, ma c'entrano anche con la tua vita sentimentale, Renzo e Luciano? C'è stato un episodio con cui ti ha presentato? Ah no, con loro mai, niente, No, non sono con stati loro, amici però, eterni dall'inizio. No, è Renzo che mi ha presentato facendomi uscire di casa proprio in una di quelle dei crolli, in uno dei momenti in cui ero crollata, caduta dopo il mio matrimonio è andato malissimo. Renzo mi ha costretta a uscire una sera di casa e mi ha portata fuori a tutti i costi. Sono andata a cena con lui e con Luciano, poi Luciano è andato a dormire, lui ha detto no, andiamo a bere una cosa, no, io vado a casa, no, basta, devi uscire, e mi ha portato a bere drink, come dire, in un bar dove all'ingresso c'era il mio compagno di oggi. Ormai sono passati 20 anni, quest'anno compiremo 20 anni, faremo di anniversario con Piero e anche lui non voleva uscire, portato lì da un amico, quindi è stato un incontro del destino. Poi l'amico di Piero si è messo a parlare con Renzo e così ci siamo incontrati. Ma era tutto organizzato? No, No, tutto per casuale. niente, tutto casuale. Casuale, Sono Renzo. stata dragata in un bar dall'uomo più importante della mia vita. Che ti ha fatto, siete ripartiti insieme? Sì, Eh? è vero. Che cosa mi viene? 20 anni sono tanti, no? Sì. Che cosa Beh, è un mi viene? rapporto bellissimo perché intanto lui è del nord, ma la cosa divertente è che la cicogna l'ha buttato a Brescia, non doveva metterlo là, ha sbagliato, per errore, lo doveva buttare a Napoli, perché lui si sente napoletano, parla napoletano, conosce le canzoni napoletane, piange a dirotto. Infatti io adesso l'ho chiamato perché verrà per l'apertura, ho detto guarda, prepara i fazzoletti perché piangerai sicuramente, perché si commuove disperatamente. Poi è molto spiritoso, ci tiene insieme l'ironia e l'autoironia, che credo che sia fondamentale. Poi un'altra cosa è la grande libertà che abbiamo. Questo è un consiglio che io do a tutti quelli che si innamorano: non state mai troppo insieme. È molto saggio. Mai troppo insieme, bisogna avere la libertà, non è che chissà che bisogna fare No, niente, no. ma bisogna avere una propria vita, perché poi questa Quello vita che ci si racconta poi, esatto, poi ce la raccontiamo. Diciamo alla gente perché bisogna tornare al teatro. Qui dovete venire al Trianon Viviani perché vi divertite, tanto per cominciare.
usciamo di casa e rompiamo questa monotonia di questa vita terribile che abbiamo avuto. Poi qui c'è la cultura, in tutti i teatri, c'è cultura, divertimento, amore, passione, voglia di incontrarsi, perché sai, la riapertura dei teatri è commovente, ma sai perché? Perché c'è una relazione così forte fra noi e il pubblico, un'energia che gira così, un'energia d'amore, di passione, di affetto, di arte così forte che chi la sente non può non commuoversi. Marisa è un vulcano, entusiasmo, idee. Guardate, col professor Garofalo ha creato nel teatro la stanza delle meraviglie della canzone napoletana. Siamo in piazza del Plebiscito. Sì! Ma che bello! Compagnia stabile della canzone napoletana. Marco, allora grazie È stato davvero. veramente un viaggio delle meraviglie questo. Marco, Vabbè. ciao, a Ciao, presto. Marisa, a presto, Ciao, ciao. ciao. Ah, Marco, scusa un attimo, abbi pazienza, vengo subito, scusami. Abbi pazienza, me li butti? sì, No, sì. perché non abbiamo tempo. Questo indifferenziata, Questo questo plastica. questo- Grazie. Usciamo dal Trianon, ma fuori lo spettacolo continua. Anche una grande voglia di mettere a posto le cose e di ripartire. Siamo stati a trovare Marisa Laurito, tutta l'energia del teatro che riparte. Gigi Brett direbbe, ah oh, a ragazzi siamo.